Torna in piazza Santa Maria Maggiore il tradizionale concerto dell'Assunta, quest'anno con la dedica speciale al soprano Toti Dal Monte. Di questo importante soprano, che è stata una vera star della lirica internazionale negli anni delle due guerre, è stata la musa di Arturo Toscanini. Ricorderemo non soltanto la vita ma anche i successi, quindi dagli esordi, giovanissima al Teatro alla Scala, ai grandi successi internazionali, al legame indissolubile con Toscanini, fino appunto alla fine della vita in cui Toti Dal Monte diventa anche mecenate di nuovi talenti. Un programma ricco di giovani e promettenti voci del panorama lirico veneto e nazionale. Gli artisti saranno accompagnati dall'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta guidata da Massimo Raccanelli al suo debutto. È il primo concerto dell'Assunta che dirigo e in questo caso appunto nel ruolo di direttore artistico e musicale dell'orchestra. Sono onorato, orgoglioso, felice. Non vedo l'ora. Il concerto dell'Assunta rappresenta il momento conclusivo dei festeggiamenti in onore della Madonna Assunta, che cominciano sin dal mattino del 15 agosto con la messa solenne celebrata dal Vescovo. La serata sarà di ingresso gratuito grazie alla collaborazione di Centro Marca Banca e in occasione della festa tanto sentita dai trevigiani anche quest'anno il Museo Bailo rimarrà aperto al pubblico, un forte segnale che il sindaco vuole dare, uno sguardo verso la candidatura di Treviso Capitale Italiana della Cultura 2026. Siamo davvero contenti che questa marcia di avvicinamento alla candidatura Capitale della Cultura Italiana del 2026 sia caratterizzata da tutta questa ampissima serie di eventi culturali che va dal cinema al teatro alla lirica, ma ce n'è davvero per tutti i gusti. Ci stiamo preparando nel migliore dei modi, esaltando anche quelli che sono gli interpreti migliori della nostra città.